Agrigento e la candidatura a Città della Cultura. I sindaci del territorio si incontrano per proporre nuove idee e contribuire al progetto. Il Presidente scioglie le Camere dopo le ultime determinazioni del Premier Draghi. Il governo è caduto, l'Italia al voto il 25 settembre. Domani le presidenziali in Sicilia nonostante le polemiche romane. A Cianciana 55enne deteneva illegalmente munizioni e polvere da sparo e un esemplare protetto di uccello. Sequestrata a Palma vaschette di gelato. Licatese ruba valigia all'aeroporto di Catania. A Favara vanno a fuoco 2 mezzi di un'impresa edile. Estate Empedoclina, settimana cultura a Cammarata, cartellone di cabaret al Costa Bianca di Realmonte, festival del giallo ad Agrigento e cerimonia di consegna dei diplomi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Agrigento si candida a Capitale della Cultura 2025. I sindaci della provincia si incontrano per proporre nuove idee. Ai primi cittadini è stato chiesto un contributo per la redazione del progetto. Il confronto si è svolto al Consorzio Universitario. Arturo Cantella. Un'importante riunione oggi al Consorzio Universitario per coinvolgere anche gli altri colleghi della provincia di Agrigento per l'ambizioso progetto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Ecco, ne parliamo proprio con il primo cittadino, Franco Miccichetti. Sì, oggi ho riunito qui, ho convocato tutti i sindaci della provincia, c'è anche un assessore dell'isola di Lampedusa. L'importante del progetto è quello che insieme si vince, nel senso che se vogliamo credere in questa candidatura di Capitale Italiana della Cultura 2025 dobbiamo essere uniti. Il mio scopo è quello di coinvolgere l'intero territorio della provincia di Agrigento, perché abbiamo tutto, dal mare ai siti archeologici, alla montagna. Abbiamo un territorio ricchissimo di arte, di cultura, di storia e quindi coinvolgere, lavorare tutti insieme, portare avanti un progetto tutti insieme penso che possa essere anche una carta vincente. Presidente, un importante incontro oggi con degli obiettivi specifici, cioè quello di coinvolgere anche gli altri comuni dell'Agrigentino per l'ambizioso progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025. Facciamo un ulteriore passo avanti con un appuntamento fondamentale nella logica del coinvolgimento. Nella città capoluogo, in Agrigento e nelle zone limitrofe siamo riusciti a coinvolgere piacevolmente e convintamente istituzioni, associazioni, fondazioni. Abbiamo pure promosso delle riunioni periferiche registrando un grande livello di adesione, di contributi progettuali. Oggi c'è l'incontro fondamentale, forse il più importante, con coloro i quali dovranno diventare coprotagonisti di questo progetto. Cioè con i rappresentanti di tutto il territorio candidato, cioè tutti i sindaci della provincia di Agrigento. È con loro che noi vogliamo avere un dialogo, se non preferenziale, sicuramente importante, perché è a loro che si rivolge in maniera particolare questa opportunità. Agrigento Capitale della Cultura significa aprire una finestra sul mondo. Le ricchezze di ogni singolo territorio, le ricchezze di ogni singolo comune evidentemente sono meglio conosciute e diffuse dai primi cittadini, dai consiglieri comunali, dagli assessori, per cui oggi vorremmo sentire non solo quale adesione aggiuntiva si registrerà, ma anche quali sono le idee progettuali che ogni sindaco proporrà da inserire all'interno del dossier, perché la vera ricchezza di questo progetto di candidatura dovrà venire proprio dal territorio, perché Agrigento è bella e meravigliosa, ma non meno bella, non meno meravigliosa è tutta la zona circostante, partendo dall'estrema Montevago per arrivare a Casteltermini o a Cammarata o a Lampedusa. Ognuno dei 43 comuni della provincia di Agrigento rappresenta una ricchezza che noi abbiamo il sacrosanto dovere di tenere in altissima considerazione e di inserire nel dossier di candidatura. Effettivamente l'avere inteso Agrigento come capitale della cultura nel suo territorio, quindi avere inglobato il territorio dell'Agrigentino è stata secondo me una buona iniziativa, perché consente ai territori un po' più piccoli, tra cui anche il mio paese, di poter partecipare a pieno titolo, e avendo noi il grande prestigioso Leonardo Ciace, la Fondazione
Fondazione Ciace e altre strutture, è chiaro che potremo offrire molto alla cultura italiana. Quindi noi siamo presenti, condividiamo questa iniziativa e faremo in modo che tutti quanti nel nostro lavoro contribuiremo a realizzare questo grande sogno che mi auguro si possa avverare. Un'iniziativa importantissima promossa dal CUPA e dal Comune di Agrigento, alla quale anche il Comune di Burgio vuole aderire, proprio perché il nostro è un comune che presenta delle peculiarità artigianali, artistiche, architettoniche, e quindi riteniamo che la presenza, lo diceva proprio lei, del MUCEB o del Museo delle Mummie o del museo dedicato al nostro frate cappuccino, al venerabile Andrea, ma anche la tradizione delle campane, la lavorazione artistica della pietra, la qualità dei nostri prodotti agricoli, dall'olio alle arance alla produzione del tartufo e recentemente anche delle fragoline, sono, diciamo, peculiarità che sicuramente possono portare valore aggiunto, no, alla progettualità che il Comune di Agrigento presenterà per dare forza e caratterizzare, diciamo, l'offerta turistica del nostro territorio. Palma di Montechiaro non poteva sicuramente mancare in questa occasione. Noi siamo accanto alla città di Agrigento insieme al collega Miccichè, ma a tutte le istituzioni coinvolte per questa importantissima opportunità. Ricorderete, noi abbiamo fatto già l'esperienza della candidatura ed è un momento gratificante non solo per la città ma per tutto il territorio. Crediamo che con Agrigento che si candida a Capitale Italiana della Cultura e tutto il territorio che all'unisono sta rispondendo a sostegno di questa candidatura si possa finalmente arrivare alla vittoria per dare una possibilità enorme di promozione al nostro territorio. Sindaco, il Comune di Palma continua a beneficiare di grossi finanziamenti, ultimamente ne sono arrivati diversi. Non solo sono arrivati diversi finanziamenti, l'ultimo, questo che è arrivato con la comunicazione del Presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci, per il parcheggio turistico e la riqualificazione a valle del giardino del Principe Tomasi, del Gattopardo, come voi tutti ben sapete, ma non solo i finanziamenti, ma adesso anche le aggiudicazioni, a breve la posa di nuove prime pietre. Le ultime due aggiudicazioni riguardano il consolidamento del costone di Corsa Brancatello e delle opere di urbanizzazione tanto attese in un quartiere vicino al polo ambulatorio, e finalmente metteremo mano al quartiere stazione con le prime opere di urbanizzazione, un ulteriore tassello verso la normalità e verso quel percorso di rinascimento intrapreso dalla mia città. Ma Palma sta anche organizzando un bel cartellone estivo, ecco, ci anticipi qualcosa? Non solo il cartellone estivo, ma il mese di settembre, durante la festa in onore della nostra patrona, che è la Madonna del Rosario, Maria Santissima del Rosario, in cui avremo teatro, cabaret e un artista musicale canoro di livello nazionale e tantissime altre iniziative. A breve, credo all'inizio della prossima settimana, verrà deliberato il tutto e sveleremo finalmente il segreto su questo nuovo momento di cultura e di spettacolo della mia città. Il cadavere di un uomo di 70 anni è stato recuperato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania nel tratto di mare antistante l'abitato di Castello. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. L'intervento è stato attivato dopo una segnalazione alla sala operativa da parte della Guardia Costiera, avvertita da un ristoratore. Scattata la macchina dei soccorsi, sono state inviate sul posto una squadra della sede centrale di Catania, la sezione navale e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Sono stati questi ultimi che hanno disincagliato il corpo privo di vita del settantenne proprio sotto la rupe del castello e lo hanno consegnato alla sezione navale dei Vigili del Fuoco, che l'hanno trasportato al porto, dove c'erano medici del 118 che ne hanno certificato il decesso, e i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto in Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente Mattarella ha sciolto le Camere, l'Italia al voto il 25 settembre e ha detto: la situazione politica, la discussione, il voto e le modalità con cui è stato espresso hanno reso evidente il venir meno del sostegno del Parlamento al governo e l'assenza di prospettive di dar vita a una nuova maggioranza. Come è stato ufficialmente comunicato,
ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di 70 giorni indicato dalla Costituzione. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell'interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato hanno reso evidente il venir meno del sostegno parlamentare al Governo e l'assenza di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza. Questa condizione ha reso inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere. Il Governo ha presentato le dimissioni. Nel prenderne atto ho ringraziato il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Ministri per l'impegno profuso in questi 18 mesi. È noto che il Governo, con lo scioglimento delle Camere e la convocazione di nuove elezioni, incontra limitazioni nella sua attività. Dispone comunque di strumenti per intervenire sulle esigenze presenti e su quelle che si presenteranno nei mesi che intercorrono tra la decisione di oggi e l'insediamento del nuovo governo, che sarà determinato dal voto degli elettori. Ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e in particolare dell'aumento dell'inflazione, che causata soprattutto dal costo dell'energia e dei prodotti alimentari comporta pesanti conseguenze per le famiglie e per le imprese. Interventi indispensabili dunque per far fronte alle difficoltà economiche e alle loro ricadute sociali, soprattutto per quanto riguarda i nostri concittadini in condizioni più deboli. Indispensabili per contenere gli effetti della guerra della Russia contro l'Ucraina sul piano della sicurezza dell'Europa e del nostro Paese. Indispensabili per la sempre più necessaria collaborazione a livello europeo e internazionale. A queste esigenze si affianca con importanza decisiva quella dell'attuazione nei tempi concordati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui sono condizionati i necessari e consistenti fondi europei di sostegno. Ne può essere ignorato il dovere di proseguire nell'azione di contrasto alla pandemia, che si manifesta tuttora pericolosamente diffusa. Per queste ragioni mi auguro che, pur nell'intensa e a volte acuta dialettica della campagna elettorale, vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo riguardo agli aspetti che ho indicato, nell'interesse superiore dell'Italia. Nonostante le polemiche, a volte anche aspre, che incombono a fronte di quanto accade a Roma con la fine del governo di Mario Draghi, domani si vota alle presidenziali siciliane, ovvero le primarie del fronte progressista per la scelta del candidato presidente della regione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il comitato promotore della provincia di Agrigento, le forze politiche che compongono il campo progressista hanno, come è noto da tempo, deciso di affidare la scelta del prossimo candidato alla carica di governatore della Sicilia a libere elezioni primarie aperte a tutti i siciliani dai 16 anni in su. Si tratta di un'epocale svolta per la Sicilia che attribuisce una libera selezione dal basso la scelta che vestirà il prossimo candidato alla presidenza della regione, di una legittimazione popolare straordinaria. Tali consultazioni si terranno il prossimo sabato 23 luglio dalle 8 alle 22.
Attraverso modalità mista si potrà votare infatti sia online sia in uno dei 32 seggi di presenza che verranno allestiti in Sicilia. Tra questi seggi allestiti anche nella nostra provincia, in particolare ad Agrigento al Viale della Vittoria all'altezza del Bar Saieva, a Sciacca in piazzetta Matteotti di fronte al pub La Scalonata, a Caricattì al Viale della Vittoria di fronte alla Villa Comunale, a Licata, sede del Comitato Promotore Locale, sita in corso Vittorio Emanuele, numero 58. Si specifica ancora una volta che potranno votare esclusivamente i siciliani registratisi sulla piattaforma SkyVote entro la data del 21 luglio 2022. Intanto, in merito alle primarie, c'è una nota del referente siciliano del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che afferma come con il PD in Sicilia c'è la massima sintonia e la ferrea determinazione a portare a compimento il percorso delle presidenziali. Suscitano però grandi perplessità le dichiarazioni del vice segretario del PD nazionale Giuseppe Provenzano, siciliano di origine, che in un post su Facebook ha sottolineato l'irresponsabilità del Movimento 5 Stelle accusandolo insieme a Forza Italia e Lega persino di viltà. Al Partito Democratico Nazionale pertanto chiediamo chiarezza sull'alleanza in Sicilia. Ci dica ora, continua Di Paola, se si vuole proseguire il comune cammino o non aspetti il verdetto delle primarie per pronunciarsi. A Palermo, anziani legati e picchiati. Torniamo a parlare del blitz della finanza in una comunità alloggio lager, 6 gli indagati. L'indagine è nata dalla telefonata di un ospite, uno degli operatori interdetti a precedenti per mafia. C'è il servizio. Tutto ha avuto inizio il 1° ottobre scorso con la chiamata al centralino della Guardia di Finanza di un 90enne che da ospite della casa di riposo al Giardino delle Sterlizie di Viale Lazio a Palermo segnalava come la moglie, ricoverata anche lei nella struttura, sarebbe stata legata ed immobilizzata sul suo letto. L'indagine che ha portato alla sospensione dal lavoro per 1 anno il titolare dell'ospizio, Valerio Alagna, e di 5 operatori è partita proprio da questa richiesta d'aiuto. Il resto lo hanno fatto le intercettazioni che hanno consentito di documentare come ripetutamente gli anziani fossero non solo insultati ma anche picchiati e soprattutto legati con le loro stesse maglie, con i pigiami, con delle fasce lasciate abbandonate a loro stessi per ore. Dell'ordinanza emessa dal GIP Cristina Lobue emerge che all'interno della casa di riposo sarebbero state somministrate anche dosi superiori al previsto di farmaci in modo da sedare gli ospiti e da non essere disturbati dalle loro incessanti richieste. Ma non solo. Secondo la procura, il titolare sarebbe stato al corrente dei presunti maltrattamenti e non avrebbe fatto nulla per fermarli. In pochi mesi, dall'8 novembre al 17 gennaio scorsi, la Guardia di Finanza ha ripreso decine di episodi vessatori e ha anche intercettato la gioia degli indagati quando al Giardino delle Sterlizie era stata consegnata una sedia con diverse fasce che offriva quindi la possibilità di bloccarli tutti, riferito proprio agli anziani ospiti. La coraggiosa richiesta di aiuto del 90enne ha permesso, secondo il GIP, di interrompere i maltrattamenti nell'ospizio. Dopo la chiamata dell'anziano, i finanzieri hanno sentito il figlio, che tuttavia ha riferito di non saper nulla di quanto denunciato dal padre, precisando di aver ricevuto però il giorno prima la fotografia di alcuni lividi su una gamba della mamma, che dalla casa di riposo sarebbero stati giustificati con una flebite, vastaso animale, pazza squilibrata, indegno, cornuto. Questi sono alcuni degli appellativi usati dagli indagati per rivolgersi agli anziani. Il 4 dicembre era il titolare Alagna a chiedere spiegazioni su alcuni lividi sulle gambe di un'anziana. Ma com'è possibile? Non ci si è accorti di nulla? Come avvengono non si sa, rispondeva Militello. Questo non lo capiamo. Può capitare quando la posiamo, però non è che sbatte. Poi sono gialli, non è che sono... E Alagna, gialli perché sono lì da un po' di tempo. Vedi qua la parte nera. Sono state registrate anche le sofferenze degli anziani che in alcuni casi si lamentavano perché le fasce con cui sarebbero stati legati erano troppo strette. Non ti abbracciare perché ti scanno, hai capito che ti scanno? Basta! Basta! Basta!
l'ho detto. Bastardo, che è porco. Agrigento non è una città dormitorio, ma ha vocazione turistica. Certamente bisogna contemperare le esigenze turistiche, commerciali, ricettive e di intrattenimento con il diritto alla quiete pubblica, ma non bisogna indiscriminatamente imporre delle drastiche limitazioni alle attività imprenditoriali a danno di sacrifici e investimenti. Così interviene il consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia, Simone Gramaglia, in riferimento all'ordinanza sindacale appena diffusa su orari, chiusura dei locali pubblici, emissioni sonore e somministrazione di bevande alcoliche. Piuttosto che limitare in modo oppressivo, aggiunge Gramaglia, occorre che si predispongano adeguati e serrati controlli affinché le basilari norme di convivenza civile e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica siano rispettate. Invito il sindaco Franco Miccichè a impegnarsi in tal senso nell'interesse complessivo della cittadinanza. Urbanistica. Il comune di Agrigento nel secondo trimestre del 2022, quindi tra aprile e giugno, ha incassato 444.000 euro dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire. Arturo Cantella. Si attesta a più di 444.000 euro la cifra degli incassi accertati dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire nel secondo trimestre del 2022. Nel dettaglio, ci spiega attraverso una nota stampa l'assessore Gerlando Principato, si sono stati incassati 318.748 euro, solo dalla riscossione dei condoni edilizi 126.066 euro per i permessi di costruire. Nel 2022 abbiamo inoltre accertato, continua l'assessore Principato, un incasso complessivo di 461.525,96 centesimi. Solo dalla riscossione dei condoni edilizi circa 305.000 euro per i permessi di costruire, un trend insomma in aumento rispetto al 2019 di oltre il 33%, pari a 113.000 euro, del 141%, 270.000 euro rispetto addirittura al 2020 e in linea con gli ottimi risultati del 2021 per il condono edilizio. Questi dati, commentano il sindaco Miccichè, evidenziano come la macchina organizzativa del settore condoni e dei permessi di costruzione realizzata dall'assessore Principato negli uffici del settore quinto è ormai entrata a regime. Un risultato che mi rende particolarmente soddisfatto, afferma l'assessore Gerlando Principato. Sin da subito ho creduto nel progetto delle sanatorie perché a levare di una pratica nel massimo della trasparenza e secondo quanto minuziosamente previsto dalla legge, duplici sono i vantaggi sia per la comunità agrigentina che per tutti. Da una parte infatti i cittadini possono legalizzare i loro immobili e allo stesso modo garantire quelle entrate alle casse comunali derivanti dagli oneri concessione. Le somme derivanti dai permessi di costruzione e dai condoni edilizi verranno utilizzati dal Comune di Agrigento per la manutenzione e il decoro delle strade e il miglioramento generale dei servizi. Dall'avvio all'amministrazione Miccichè, conclude l'assessore Principato, novembre 2020 a oggi sono stati incassati 1.709.000 euro circa della riscossione dei condoni edilizi e 1.644.000 euro per i permessi di costruire. Al liceo classico Empedocle di Agrigento, dopo 2 anni di pandemia, torna la cerimonia di consegna dei diplomi in presenza, ma anche l'11ª edizione del premio Giovanni Finazzi Agro e la prima edizione del premio Teresa Maria Rita Buscemi. Vediamo. Al via ieri la cerimonia di consegna dei diplomi e degli attestati relativi all'anno scolastico 2021-2022 che si è svolto presso il liceo Empedocle di Agrigento, diretta dalla dirigente scolastico Marica Enrica Gatto. Con la toga e il fiocco gli alunni più meritevoli. Contestualmente si è svolta anche la 11ª edizione della consegna del premio dedicato a Giovanni Finazzi Agro e la prima edizione del premio dedicato a Maria Rita Buscemi, dirigente scolastica prematuramente scomparsa, istituito dalla famiglia Tedesco per onorare il ricordo della propria congiunta a testimonianza del suo valore umano.
Allora, quest'anno abbiamo ripreso con una cerimonia pubblica la consegna del premio Finazia Gro e anche quest'anno si è aggiunta la prima edizione del premio dedicato alla dirigente Maria Teresa Buscemi. Il primo è andato allo studente Alfonso Galletto, il premio invece Maria Teresa Buscemi è andata a Chiara Crescenzo. È un momento molto importante per la nostra scuola e si sta svolgendo, come vedete alle mie spalle, nel momento della consegna dei diplomi ai nostri studenti che hanno sostenuto quest'anno l'esame di Stato, di cui siamo chiaramente molto fieri e orgogliosi. Che valenza assume questo premio? È un premio che premia appunto, scusando il gioco di parole, l'eccellenza, la meritocrazia, l'essere bravi non solo a scuola ma anche nella vita. Sono ragazzi che si sono spesi a 360 gradi, bravi sui banchi di scuola, bravi anche nei confronti delle relazioni umane, di tutto quello che hanno saputo creare attorno a sé. Ragazzi che sicuramente faranno ancora parlare di sé nella vita che adesso li attende. Un anno che si è concluso brillantemente e si guarda già al futuro, Presidente? Sì, si guarda al futuro, stiamo già preparando il nuovo anno scolastico, abbiamo avuto anche oggi la presenza dell'Ordine dei Medici, della persona del dottore Traversa, con i quali continua la collaborazione anche per l'anno che verrà, per le nuove terze liceo e in ogni caso si sta preparando veramente tanto per i nostri studenti che sceglieranno ovviamente la nostra scuola. Qualcosa di novità che ci può anticipare? Novità tantissime, abbiamo diversi progetti legati all'ampliamento dell'offerta formativa, legati appunto all'utilizzo del pensiero computazionale, legati alla didattica in chiave appunto moderna e non soltanto studiata sui libri di scuola, quindi molti laboratori, debate, un po' le novità che già vi avevo accennato e che adesso continuano a concretizzarsi. Abbiamo qui i vincitori, premio Finazia Gro, avvocato Giovanni Finazia Gro, premio Maria Teresa Buscemi, la dirigente scolastica. Abbiamo qui il nostro studente della terza B, Alfonso Galletto, e la nostra studentessa Chiara Crescenzo della classe quinta BM, quinta BM. Va bene, allora sono molto emozionata anche io come vedete perché ci troviamo in presenza di due eccellenze, come dicevamo poco fa, due chiaramente studenti che si sono contraddistinti non solo sui banchi di scuola ma anche nella vita, all'interno del gruppo classe, nelle attività extracurricolari, hanno dato sempre il massimo e questo chiaramente ci inorgoglisce e ci fa onore a tutti noi e gli auguriamo, come abbiamo già fatto, di avere gli stessi risultati nella vita che li attende. Io ringrazio il liceo classico e musicale Empedocle, il dirigente scolastico e la famiglia Finazia Gro per avermi concesso questo privilegio e sono molto onorato. Nome e cognome per Galletto Alfonso. Ecco, come capitalizzerai questo premio? Penso di utilizzarli in situazioni universitarie per magari anche un master, esatto. Ecco, conosciamo l'altra, allora nome e cognome per i titoli. Chiara Crescenzo. Io non saprei cosa dire in realtà perché sono senza parole dall'emozione, però non posso far altro che porgere i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a rendere il mio percorso ciò che è stato. Questi soldi credo che ne farò un utilizzo simile ad Alfonso. Sì, assolutamente. I carabinieri del comando stazione di Cianciana hanno deferito in stato di libertà un ciancianese di 55 anni per omessa consegna di armi e munizioni, ricettazione e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. I militari hanno trovato nei terreni agricoli di proprietà del 55enne 21 munizioni calibro 12 per fucile e circa 300 grammi di polvere da sparo detenute illegalmente all'interno di un fabbricato adibito a deposito di attrezzi e materiali agricoli. Hanno trovato rinchiuso in una gabbia molto piccola un esemplare di coturnice siciliana appartenente alla categoria della fauna selvatica e per questo motivo considerata a norma di legge patrimonio indisponibile dello Stato. Il volatile era in precarie condizioni di salute, fisicamente impossibilitato a muoversi, aveva un'ala spezzata e la parte posteriore era visibilmente deteriorata a causa del continuo sfregamento con una sezione acuminata del fil di ferro che costituiva la gabbia.
I militari insospettiti hanno continuato le operazioni e hanno trovato 2 reti comprensive di bobine in nylon adibite a trappole per volatili, un'altra trappola per volatili costituita da un tamburo cilindrico in plastica e metallo avvolto da una rete in nylon e ben 71 trappole manufatte a cappio per piccoli mammiferi, costituite da un picchetto in legno, un cordino di ancoraggio e appunto un cappio di fil di ferro. Tutto il materiale è stato prontamente sequestrato. La conturnice siciliana è stata immediatamente affidata per le successive cure al Centro Provinciale di Recupero Fauna Selvatica e Tartarughe Marine di Cattolica Eraclea. I carabinieri del NAS di Palermo, collaborati dai loro colleghi del Comando Provinciale di Agrigento, stanno passando in rassegna con ispezioni e controlli le attività commerciali della provincia agrigentina nell'ambito dell'operazione Estate Tranquilla 2022. A Palma di Montechiaro, a seguito di controllo in un'azienda che si occupa della produzione di gelati, sono stati posti sotto sequestro oltre 24.000 confezioni e vaschette di gelati del peso complessivo di 5.000 kg per un valore di circa 40.000 euro. Alla titolare dell'attività è stata elevata una sanzione amministrativa da 1.500 euro. I carabinieri della stazione aeroporto di Catania Fontana Rossa hanno denunciato un 49enne di Licata in provincia di Agrigento gravemente indiziato di furto aggravato. Una 61enne di Avola nel Siracusano si è presentata negli uffici della stazione carabinieri aeroportuale catanese per denunciare il furto di 2 trolley avvenuto pochi minuti proprio davanti l'ingresso del terminal arrivi. In particolare la donna, di rientro da un viaggio con il marito, stava attendendo l'arrivo di un parente in auto, riparandosi dal sole cocente sotto una delle pensiline di una fermata degli autobus, allontanandosi solo per qualche istante perché chiamata dal coniuge e lasciando così incustodite le valigie. Purtroppo per lei la scena non era passata inosservata ad un automobilista, anch'egli in attesa, che fulmineamente si era appropriato dei bagagli approfittando del suo allontanamento. La quasi contestuale contestazione del furto patito, con la conseguente immediata denuncia ai militari, ha però permesso a questi ultimi di visionare i filmati dell'impianto di videosorveglianza dell'aerostazione, consentendo loro in tal modo l'individuazione del manolesta e la sua successiva localizzazione, proprio mentre ancora si trovava nei parcheggi dell'aeroporto. Notte di fuoco a Favara, una lancia a muso a un furgone Ford Transit, entrambi i mezzi in disuso, e un camion Iveco di proprietà di un'impresa edile con sede ad Agrigento sono stati distrutti da un incendio le cui cause sono ancora da accertare in via dello Sport. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale accorsi poco dopo 00:30 in seguito alle segnalazioni giunte al 112. I carabinieri della tenenza di Favara, intervenuti sul posto per un primo sopralluogo, si stanno occupando dell'attività investigativa. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. L'amministrazione targata Martello ed Enel in tandem per un ricco cartellone di iniziative che animeranno l'estate di Porto Empedocle. Arturo Cantella. Diversi e tanti gli appuntamenti estivi previsti nel cartellone dell'estate empedoclina che il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Porto Empedocle, diretto da Giuseppe Picone, in collaborazione con l'Enel in occasione dei suoi 60 anni di attività, si entra nel vivo stasera con la rassegna teatrale Aspettando il premio Pigata, col berretto a Sonagli, in piazza Kennedy. Il 24 luglio alla Torre Carlo V il concerto jazz di Carmelo Salemi, il 26 luglio lo spettacolo di cabaret in piazza Kennedy, il 27 luglio il mercoledì italiano in piazza Italia, quindi il 30 e il 31 luglio in piazza Raffaello, la manifestazione Vincenzello in festa. Evento di spessore musicale è quello che si terrà presso la stazione ferroviaria di Porto Empedocle dal 4 al 10 agosto, il Light Blue Festival. Quindi il 12 agosto la rassegna teatrale Aspettando il premio Pigata in piazza Kennedy, il 17 agosto mercoledì italiano in piazza Kennedy, quindi il 17 agosto in piazza Italia il mercoledì italiano, 19 agosto Aspettando Pigata rassegna teatrale in piazza Kennedy, il 24 agosto mercoledì italiano, quindi il 25 agosto
Concerto dell'Orchestra Bellini Riguccio in piazza Kennedy, il 28 agosto la rassegna teatrale Aspettando Vicata, il 31 agosto Mercoledì Italiano in piazza Italia, dal 2 al 4 settembre in piazza Kennedy i festeggiamenti in onore di San Calogero. Si inaugura oggi a Cammarata, alla Biblioteca Comunale Domenico De Gregorio, la mostra personale dell'artista bagherese Claudia Clemente dal titolo Filo Rosso, curata dall'associazione Artra. È uno degli eventi della seconda edizione della Settimana della Cultura, che sarà così riempita dalle pennellate di colore nate dalle emozioni, dal pensiero e dall'inconscio dell'artista bagherese, che nei suoi quadri dà vita a una sorta di mondo incantato, evocando i temi della natura e della vita della donna. A Realmonte è presentato il cartellone Cabaret Costa Bianca 2022, un cartellone ricco di appuntamenti. Arturo Cantella. Un cartellone ricco di appuntamenti, il premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello a cura dell'assessore Casa del Libro, ancora musica, cabaret, rappresentazioni teatrali, incontri letterari con nomi di spicco del panorama artistico nazionale e spazi dedicati alla lirica, allo sport e ai giovani. Questo è il programma presentato stamani per gli appuntamenti di Costa Bianca Estate 2022 nella suggestiva cornice del Teatro di Realmonte dal sindaco Sabrina Lattuco e dall'assessore al ramo Leonardo Fiorica, dai fratelli Bellavia dell'associazione FB Golden Event, che hanno curato l'organizzazione, momenti clou del programma, gli appuntamenti con il cabaret come Biagio Izzo, Gianfranco Iannuzzo, Carlo Caneba, Toti e Totino, Pandolfo e Manera, Pablo e Pedro, insomma un progetto di aggregazione sociale di Caricacina greca che coinvolgerà cittadini e partecipanti con proiezioni cinematografiche e la rappresentazione dell'opera lirica La Traviata. Nel 2022 io con l'assessore al ramo, l'assessore Fiorica, abbiamo pensato di valorizzare il territorio, il Realmonte, città della Scala dei Turchi, proponendo delle attività diverse che hanno lo scopo di promuovere un territorio attraverso la cultura, non solo attraverso le sue bellezze che tutti conosciamo, paesaggistiche e culturali. Abbiamo infatti la Scala dei Turchi, che è un SIC, un sito di interesse comunitario ed è un emblema della Sicilia nel mondo, e abbiamo completato questo quadro, questa bellezza attraverso un manifesto, un cartellone che vedrà ospiti del teatro personaggi come Biagio Izzo, proposto dall'associazione FB Golden Events, che propone non solo questa attività ma tante altre. Abbiamo pensato alla piazza con Carricacina Greca, pensando appunto che la piazza sia un centro vitale, una vera e propria agora da valorizzare e promuovere. Abbiamo pensato alla cultura, ai testi, ai libri, e quindi abbiamo riproposto la rassegna letteraria Memoria e Patrimonio questa sera, il terzo appuntamento. Ci sarà anche un premio letterario Scala dei Turchi proposto da Pascal Schembri. Insomma, anche quest'anno Realmonte parte in direzione della bellezza, con tante attività di grande importanza che hanno lo scopo di promuovere un territorio. È veramente emozionante aver programmato a Realmonte, in sinergia con il sindaco e con l'assessore Fiorica, una stagione così ricca di eventi di spessore. Realmonte meritava un cartellone speciale dopo il periodo di pandemia che sicuramente ci ha condizionati. Essere riusciti in sinergia con questa amministrazione a mettere su un cartellone di grande spessore che possa essere richiamo turistico in una comunità che di turismo vive, soprattutto d'estate, per me è motivo d'orgoglio. Presentare nomi come Biagio Izzo, che aprirà il 3 agosto la nostra rassegna di cabaret, e poi a seguire Toti e Totino, il duo Pandolfo e Manera. Avremo anche Pablo e Pedro, che sono due personaggi famosissimi romani, e concluderemo con Gianfranco Iannuzzo la nostra programmazione in merito al cabaret. Nello stesso tempo abbiamo programmato anche uno spettacolo finale il 31 d'agosto, ospiteremo la finale regionale di Miss Monna Lisa. Il Lido Spiaggetta di Realmonte ha ospitato il secondo appuntamento della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio tra letteratura, musica ed arte. Vediamo.
Al via a Realmonte la splendida cornice del Lido alla Spiaggetta ha ospitato il secondo appuntamento della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio tra letteratura, musica e arte, presenti il medico musicista Salvatore Nocera Bracco, la pittrice contemporanea Anna Pennica. La conversazione è stata moderata da Antonio Liotto e Luciano Carruba, coordinati da Salvatore Picone. L'iniziativa, promossa dalla città della Scala dei Turchi, è realizzata con il coordinamento del professor Stefano Tesè e di Luciano Carruba e si inquadra nell'ambito delle manifestazioni del cartellone estivo Costa Bianca 2022. Siamo qua in questo splendido mare di Realmonte, Giallonardo a dire il vero, che è stato il mare che ha cullato le antiche civiltà mediterranee, in particolare quella greca e quella latina. I latini parlavano di ars medica, quindi questa cosa bellissima della medicina e l'arte, quindi la medicina come arte. Ovviamente qualcuno ha imparato a riconoscermi come medica artista, unica parola, che non è altro che un medico che pratica l'ars medica, che non è soltanto un medico che fa l'artista, nel mio caso devo dire anche, io appartengo a una tradizione umanistica molto profonda che va dai cantastorie siciliani agli Aedi, ma che mette al centro del suo interesse medico innanzitutto la persona. Prima la persona e poi la sua sofferenza. Il medicartista stasera è il titolo di questo libro che presentiamo, edito da Medinova, il mio amico Antonio Liotta, il medicartista del corpo, la cura e le parole, con la prefazione di Matteo Collura. È un itinerario che mi riguarda come crescita personale, umana, artistica e professionale, in cui si riflette, si narrano alcune esperienze che io ho avuto come medico, ma si riflette anche un po' sul valore della medicina attuale, tutta votata, diciamo così, alla scienza e poco votata alla relazione umana. La scienza è importante, l'evidenza clinica credo che sia la cosa più importante di questo periodo perché permette l'evoluzione e la crescita tecnica, ma in realtà chi chiede aiuto medico, soltanto il 15% sembra ha bisogno di un intervento clinico, l'altro 85% ha bisogno di una relazione reale. Arte contemporanea, 16 tele, figurativo, astratto e pop. Il messaggio che voglio comunicare è un messaggio del sentire, il sentire personale ma un sentire comune, è quello che ognuno di noi vede in quello che io ho rappresentato e chi guarda le tele vede quello che ha dentro di sé. Seconda edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Quest'anno diversi momenti nel corso dell'itinerario letterario, culturale, il sindaco, l'amministrazione comunale a cui va un ringraziamento e un ringraziamento quindi anche all'assessore turismo e spettacolo Leonardo Fiorica, ha voluto dedicare questo itinerario riuscendo comunque a coprire le varie aree del territorio di Realmonte. Festival Giallo Siciliano, secondo giorno di incontri con gli autori. Giovanna Neri. Patrizia Rinaldi ad Agrigento Noir con la sua Blanca, che è un libro ma anche una serie televisiva. Sì, la serie televisiva è stata tratta dal primo libro, Blanca e basta, insomma si chiama. Questo invece è l'ultimo della serie di romanzi pubblicati dalla casa editrice O, Blanca e le Niñas Viejas, dove Blanca dovrà imparare a fidarsi dei passi degli altri. Non le viene tanto facile perché lei è una donna molto autonoma e anche con un vissuto, insomma, travagliato, per cui non è così abituata a dare fiducia, ma in questo romanzo forse ci riesce per sciogliere i crimini. L'intruso di Salvo Toscano ad Agrigento Noir. Sì, è una nuova indagine dei fratelli Corsari, i miei personaggi che questa volta indagano lontano dalla loro città e dalla mia città, da Palermo, perché la storia si svolge nel centro della Sicilia, da queste parti in realtà, diciamo. Il luogo in realtà si trova dalle parti di Cammarata, anche se nel romanzo ha un nome di fantasia. È un'indagine su un cadavere carbonizzato e su questo misterioso morto comincia, ecco, una ricerca della verità che porterà i fratelli a imbattersi in una comunità religiosa che si trova appunto in un luogo un po' sperduto della Sicilia. Nino Genovese questa sera al Festival Agrigento Noir presenta il suo libro. Delitti e Maestrale è il sequel del Scirocco e Zagara, edito da Fratelli Frilli. È un romanzo che
ha come protagonista il maresciallo Gianluca Mariangelo. Io credo che la sua forza sia proprio questo personaggio, il maresciallo, che è una persona comune che possiamo incontrare tutti i giorni per strada. È il maresciallo buono, il maresciallo con i suoi problemi, con la sua vita incasinata, di recente separato con la moglie, deve indagare sull'omicidio di Marco Lopez, che viene ritrovato nel suo vigneto, ucciso da numerose coltellate. Ovviamente non vi dirò altro sul sequel della trama, perché non voglio spoilerarvi la fine, ma quello che ho fatto qui dentro, visto che siamo ad Agrigento, ho messo tante maschere, soprattutto una maschera alla società. E questo è il vero movente dell'omicidio di Marco Lopez, la maschera. Beh, sta a voi scoprirlo, leggetelo. Presentato ieri al Dioscuri by Palace di Agrigento il libro di Lavinia Lantieri dal titolo Io mando avanti a te un angelo per custodirti. Arturo Cantella. Ecco, perché leggere questo libro? Perché se si è stufi delle solite cose, allora leggete il mio libro, che è molto originale. Se siete stufi anche di leggere sempre i soliti angeli custodi, qui c'è una figura di angelo custode molto diversa dal solito, che ricalca quello che dice il Magistero della Chiesa Cattolica, ed è il primo libro che fa questo. Se vi è incuriosito, leggetelo. La sua fonte di ispirazione in un tema così, diciamo, particolare? La preghiera, è stata la preghiera. Ho sentito nel cuore che bisognava che qualcuno parlasse in modo diverso di questa figura degli angeli custodi, che non sono un mito, non è fantasia, non sono favole per bambini. Gli angeli custodi esistono e fanno anche un bellissimo lavoro, però purtroppo sono disoccupati perché nessuno chiede il loro aiuto, e invece loro ardono dal desiderio di aiutarci. E questo libro fa tanto riflettere su questa figura, ma anche su tanti temi etici che sono di profonda attualità. Proprio. Appunto, il professor Di Natale parlava appunto di quanti sono importanti questi momenti in cui, diciamo, succede di tutto e che siamo un po' indifferenti a questo. Sì, purtroppo sì, perché ormai la nostra coscienza è anestetizzata. Si dorme abbastanza spesso, molti dormono, non riescono a capire cosa accade e soprattutto non si interrogano. Ormai quando si fa il male, ma anche, dico una banalità, anche dire una parolaccia, sembra una cosa da niente, e invece non è così. Quando si dice una parolaccia ad una persona, quella persona ci può rimanere male, non è che è così scontato, ecco. E quindi questo libro anche aiuta a riflettere che ognuno di noi ha una propria coscienza e che ognuno di noi conosce se veramente è onesto ed è onesto con se stesso, riconosce che c'è una verità, che dentro di noi c'è una verità e che tutti conosciamo qual è il bene e qual è il male, tutti riusciamo a riconoscerlo. Il problema è se seguiamo l'ispirazione appunto dell'angelo custode e quindi del bene oppure del male. C'è un profondo discernimento da fare che nessuno fa ormai più perché si vive in modo superficiale. Dopo 2 anni di stop è stato un passo obbligato quello di verificare le condizioni strutturali della macchina votiva per essere sicuri, insomma, che tutto possa andare in maniera sicura, appunto, e garantire la sicurezza per tutti quanti. Abbiamo fatto questa prima riunione organizzativa stamattina, verrà fatta una ricognizione del materiale che deve essere sottoposto a controllo tecnico da parte di una ditta specializzata che il Dipartimento ha già individuato. Naturalmente in accordo poi con la Sovrintendenza si sta pensando di valutare per il futuro il restauro della macchina votiva in sinergia con quelle che sono le competenze dell'assessorato alla cultura, la Sovrintendenza e quant'altro. Non ci sono in questo momento particolari restrizioni e con la normativa sui grandi eventi non prevede nulla, o comunque relativamente anche alla questione Covid ci saranno delle procedure, ci saranno dei protocolli da tenere in considerazione? Sicuramente siamo in attesa di avere le direttive poi che verranno fuori dai tavoli tecnici che verranno fatti sia in prefettura che con la questura, e lì sicuramente ci adegueremo a quelle che saranno le direttive impartite per garantire la sicurezza della manifestazione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.